il triplo donne e poi i 200 metri donne la Manuela Signorini, Anna Micheletti e Giuliana Giannoni. Ripeto, non ci sia lui, grazie alla triplo donne, Manuela Signorini, Anna Micheletti e Giuliana Giannoni per il podio dei 200 metri donne. Numero 1, che io non ho in elenco, sì, nel foglio successivo, esatto, Andrea Fassio del Vittorio Alfieri, che conclude così la gara del peso. Lancio nullo per lui, quindi termina con lancio di Fassio la gara del peso maschile, mentre ancora non sono iniziati i lanci delle concorrenti della seconda serie del giavellotto. Ok, allora siamo in attesa della partenza della 4x400 e anche dell'inizio della gara del giavellotto, quindi prima mandiamo uno spot pubblicitario e poi riprendiamo con la trasmissione qui dallo stadio Picchi di Jesolo. E siamo di nuovo, tanto con la telecamera che sta spaziando nel centro abitato di Jesolo Lido, ma torniamo nello stadio Picchi di Jesolo, dove sta volgendo al termine anche questa seconda giornata e tra poco più di mezz'ora avremo il responso delle classifiche, quindi l'assegnazione degli scudetti di campioni italiani alle squadre vincitrici di questa finale del campionato di società, che ha visto notevoli risultati e anche una partecipazione molto nutrita e una formula anche molto riuscita, quella delle classifiche con la compensazione studiata a tavolino in maniera tale da soddisfare anche gli atleti ovviamente più avanti con gli anni, perché non sarebbero altrimenti in grado di competere con gli atleti più giovani, come è normale. Ecco che è iniziata la gara del giavellotto femminile, la seconda serie, con il lancio di Giuseppina De Luca, che ha lanciato a 11,23. Ora andrà in pedana Elisabetta 13 della Giuseppina De Luca della Davis Nova. Ora Elisabetta 13 dell'Atletica Pistoia. Non lancia Elisabetta 13, ma ha lanciato in questo momento Anna Maria Camoletto dell'Atletica Canavesana. Ha un personale non ha personale Camoletto, un lancio che è intorno ai 20 metri, vediamo che cosa dice il misuratore. Infatti siamo a 19,12.
19-12 per Camoletto. Ora Valentina Di Matteo. Valentina Di Matteo dell'Atletica Leggera Portici. (15:09 per la Di Matteo). Ora Deborah Locatelli dell'Atletica Sandro Calvesi di Aosta. Mentre vediamo che stanno entrando le concorrenti dei metri 200 per la premiazione, le 100 donne, che vedono al terzo posto Marinella Signori della Virtus Castenedolo, al secondo posto Anna Micheletti della Roma Atletica e prima Susanna Giannoni dell'Assi Giglierosso Firenze. Poco sopra i 20 metri il lancio della Locatelli, mentre ha lanciato Vincenza Di Mauro dell'Atletica Visnova. Eccola la Giannoni che sale sul gradino, ipotetico gradino più alto del podio, e la conquista della vittoria in questa finale nazionale del campionato di società. 13:72 intanto per Mismetti nel giavellotto, ed ora sarà il turno di Antonella Puggioni. Antonella Puggioni dell'Atletica San Giovanni di Sassari, 23,75 di personale. Mentre hanno fatto il loro ingresso le concorrenti della prima serie della 4x400 femminile, che vedrà il via in corsia 2 l'Atletica dei Gelsi con Barbara Pozzi, Lucia Maggio, Barbara Mancini e Serena Caravelli, che abbiamo visto splendida vincitrice dei 200 ad ostacoli in precedenza all'inizio di manifestazione. In corsia 3 c'è la formazione del Sud Tirol Team Club, Irene Senfter, Waltraud Mattedi, Elisabeth Moser e Inge Ploner. In corsia 4 la formazione di Futura Cagliari Solo Atletica con Judith Van Eyck, Laura Secci, Sonia Fernandez Sanchez e Maria Francesca Vincis. In corsia 5 Atletica Canavesana con Rosina Siloti, Gabriella Cipriano, Maria Grazia Zanella e Raffaella Lanza. In corsia 6 Atletica Varazze con Anselmo, Ausilia Polizzi Anselmo, Monica Siri, Susanna Scaramucci e Stefania Barabino. In corsia 7 Atletica Trieste con Gabriella Bandelli, Paola Capitanio, Alessandra Grasso e Bettina Prenz. In corsia 8 l'Atletica Leggera Portici con Laura Galeano, Anna Bianco, Immacolata Diletto e Celeste Raffone. Nel frattempo ci hanno portato anche la classifica ufficiale dei metri 200 maschili, che vedono al primo posto Walter Comper della Virtus Castenedolo, che con 23,90 conquista i 100 punti della classifica. Al secondo posto Rosario Mauri della Daini di Karate Brianza, 25,01, e terzo Rudolf Frey della Sport Club Merano con 27,82. Sono pronte dietro ai blocchi le concorrenti della prima serie della 4x400 femminile. Non ci sono tempi di accredito per queste società, mentre ci sono per le prossime serie.
Prosegue intanto la gara del lancio del giallotto femminile. Siamo arrivati siamo ancora al primo turno di salti con Tiziana Gnoato, che abbiamo visto 17,49. Tiziana Gnoato della Trieste Atletica, mentre sono pronte dietro i blocchi e stanno per partire le concorrenti, le prime frazioniste della prima serie della 4x400. Partite le concorrenti 4x400, all'esterno in evidenza l'atletica leggera Portici, che con Laura Galeano sta dominando fino a questo momento. Siamo nella prima frazione, bene anche all'interno l'atletica dei Gelsi con Barbara Pozzi. Leggera Portici in netto vantaggio in questa prima frazione, con Laura Galeano che cederà il testimone ad Anna Bianco, mentre si è portata in seconda posizione la futura Cagliari sull'atletica. Ecco l'atletica leggera Portici con Anna Bianco che sta per partire. In seconda posizione è tornata l'atletica dei Gelsi, che ha messo in campo ora Lucia Maggio, e hanno già annullato il decalage e lo svantaggio nei confronti dell'atletica leggera Portici. L'atletica dei Gelsi si è portata ora al comando con alle loro spalle la Südtirol Team Club, che ha in campo Baltraud Mattedi. Terza posizione per l'atletica leggera Portici, che sta tentando di rientrare in vantaggio di una ventina di metri dell'atletica dei Gelsi, con la Lucia Maggio nei confronti della formazione in maglia rossa della Südtirol Team Club. Atletica dei Gelsi, Südtirol Team Club, atletica Portici, e cambia per prima la formazione dell'atletica dei Gelsi di Roma. Mette in campo Barbara Mancini, che è la vincitrice dei 1,8 m, tanto per intenderci, quindi non c'è da aspettarsi che ci sia un cedimento da questa parte di questa formazione, mentre nella formazione altoatesina sta correndo Elisabeth Moser, anche lei in classifica nei 1,8 m, che però ora è stata superata dalla formazione dei Portici, che ha in campo Diletta Immacolata Diletto, ma c'è ancora lotta per le posizioni. Anche Trieste Atletica si fa vedere con Alessandra Grasso, che ora si è portata in seconda posizione, ma l'atletica dei Gelsi nettamente al comando, ed ora metterà in campo Serena Caravelli, che è la vincitrice dei 200 ad ostacoli, che abbiamo visto in precedenza, molto elegante nell'azione fra gli ostacoli. Trieste Atletica, Portici e poi Südtirol nell'ordine. Trieste Atletica che cambia per prima, quindi è in seconda posizione nettamente, con Serena Caravelli che non riesce a fare altro che incrementare il suo vantaggio nei confronti, che era già consistente nei confronti delle inseguitrici. Atletica dei Gelsi quindi, che si propone come una delle possibili formazioni da battere. Entra nel rettilineo finale Serena Caravelli e va a portare la sua formazione alla vittoria in questa prima serie.
tempo della formazione vincitrice 4:19:97. Attenzione, perché non ci sono tempi di questo tipo di accredito fra le concorrenti nelle prossime serie, quindi potrebbe essere anche sufficiente per vincere. Trieste Atletica in seconda posizione, e poi Sud Tirol, Trieste Atletica che porta al traguardo Bettina Prenz, e con Sud Tirol che vede Inge Ploner tagliare il traguardo in terza posizione. Si lotta fino all'ultimo anche in queste serie. Arriva Portici, arriva anche Atletica Canavesana. Archiviata la serie numero 1 della 4x400. Ora vediamo quale premiazione ci sarà. Mi pare che sia quella del triplo femminile, se non vedo male. Premiazione del triplo donne, non può essere altro che un saltatore a ufficializzare questa premiazione, il consigliere nazionale Talotti, saltatore in alto che penso sarebbe ancora in grado di saltare sicuramente al di sopra di 2 metri. Terzo posto per Susanna Tellini dell'Ambrosiana con 9,90, conquista i 98 punti. Poi al secondo posto Francesca Iuri Vittorio Alfieri Asti con 9,43 che conquista i 99 punti, con 8,59 conquista i 100 punti Maria Grazia Rafti Libera Atletica. Maria Grazia Rafti è una M60. E siamo alla presentazione della seconda serie della 4x400 donne, che vedrà al via in corsia 1 la formazione Acquadella Bologna con Patrizia Passerini, Angela Pacchioli, Gloria Soffritti e Antonella Di Falco. In corsia 2 Vittoria Alfieri di Asti con Stefania Giulivi, Marina Valfrè, Chiara Parodi e Antonella Giulivi. In 3 Ideldor Liberta San Biagio con Graziella Tronchin, Maria Teresa Campigotto, Maria Cristina Gatto e Piera Monego. Corsia 4 per Sef Macerata con Emanuela Stacchietti, Tiziana Tiberi, Sandra Copponi e Chiara Morisi. In corsia 5 Virtus Castenedolo con Barbara Ferroni, Perlina Fusi, Mariuccia Quilleri, Tiziana Ossola. In 6 Sport Club Meran con Renate Koffler, Daniela Cappelletti, Waltraud Egger ed Edith Lang. In corsia 7 Atletica Ambrosiana con Daniela Rado, Silvana Cattaneo, Michelina Pistillo e Marilena Cenedella. In corsia 8 Libera Atletica Roma con Emanuela Diretti, Carla Saccucci, Nadia Ruggeri e Alessandra Lironcurti. Sono pronte dietro ai blocchi le concorrenti e quindi tra pochissimo lo starter darà il via, mentre sono iniziati i lanci del secondo turno del giavellotto femminile.
Virtus Castenedolo che si mette subito in evidenza in questa prima serie, in questa prima frazione, con Barbara Francesca Ferroni. Virtus Castenedolo ha preso decisamente il largo, bene, si sta comportando all'esterno la formazione della Libera Atletica e della Ambrosiana in sesta e in ottava corsia, e no, il Meran e Ambrosia e Libera Atletica, ma sempre al comando in corsia 5 Virtus Castenedolo. Si è per la verità un po' ridotto il suo vantaggio nei confronti di Libera Atletica, che è in ottava corsia. Virtus Castenedolo comunque continua al comando, Libera Atletica in seconda posizione. Ciao. Tanto prosegue la gara della 4x400, la seconda serie, federazione della FIDAL. Numero 12, vediamo la formazione della Libera Atletica, che ha preso decisamente il comando delle operazioni e sta effettuando il secondo cambio. Parte per la terza frazione Nadia Ruggeri, e poi la Virtus Castenedolo con Mariuccia Quilleri. Se vuoi, no? O quello o questo, come vuoi. Preferisci parlare con questo? Tendiamo la fine del... Libera Atletica sempre al comando, anzi ha incrementato il suo vantaggio nei confronti della formazione della Virtus Castenedolo, che ora sta subendo anche il ritorno della formazione altoatesina, mi sembra. Vediamo se Libera Atletica sempre al comando. Comunque Vittorio Alfieri di Asti in seconda posizione, poi Virtus Castenedolo, e viene lanciata la quarta frazione. La Libera Atletica mette in campo Alessandra Lironcurti, mentre la Vittorio Alfieri di Asti, Antonella Giulivi e la Virtus Castenedolo con Tiziana Ossola. Ormai i distacchi sono tali che difficilmente permetteranno un possibile recupero da parte di qualcuna delle formazioni di testa. Siamo nell'ordine dei 40 metri di distacco tra le prime tre formazioni, con sicuramente la formazione di Libera Atletica che non è intenzionata a cedere il passo, non mi sembra intenzionata a cedere il passo alle concorrenti che la seguono, quindi si appresta a vincere. Ma attenzione, ricordiamoci il tempo 4:17 della formazione vincitrice della prima serie, che difficilmente verrà, anzi non verrà proprio battuto perché è già stato superato abbondantemente. Quindi vince questa seconda serie la formazione di Libera Atletica, che si era presentata con 4:51, ottiene comunque un sensibile miglioramento anche del tempo di presentazione. Al secondo posto Vittorio Alfieri di Asti e poi Virtus Castenedolo. Arriva poi con lotta fra la numero 8 e la numero 4. Vediamo chi la spunta, forse Merano. Ecco, Meran Sport Club, che va ad aggiudicarsi la quarta piazza davanti alla formazione del SEF Macerata. Abbiamo qui
in cabina il consigliere nazionale Alessandro Talotti, consigliere nazionale in quota atleti, se non sbaglio. Sì, esatto, buonasera Questo a tutti. significa che sei ancora un atleta in attività? Ma devo dire che proprio quest'anno, dopo un'operazione abbastanza delicata al tendine rotuleo, detto anche tendine del saltatore, sono riuscito a tornare alle gare. Ho fatto in un paio di occasioni la misura di 2,10 che così, detta così non dice nulla. Dicevo, Però a occhio e croce vedo Talotti dovrebbe essere ancora in grado di andare abbondantemente al di sopra dei 2 metri, prima l'avevo detto quando hai fatto la premiazione. Devo dire che è stato un successo di tutto lo staff fisioterapico che mi segue. Il medico, il dottor Ricciardello, mi ha fatto un'operazione incredibile e questa nuova sensazione di benessere mi fa venire voglia di provarci ancora, e quindi il prossimo anno, nel 2015, proverò Sarai in attività. a fare una preparazione per Tu sei in tornare a forza saltare dei Carabinieri, se non vado errato, vero? Sì, Carabinieri sì. Bologna, no? E Friulano terra, di Udine, di quindi saltatori. di grandi saltatori. Quindi non potevi sfuggire a questa cosa. Cioè, Sono molto contento. Ho seguito in più occasioni, in questo mio nuovo ruolo di consigliere federale, delle gare master, e devo dire che è un ambiente, un mondo che non conoscevo, perché non anch'io c'ero mai. ho sempre fatto il cronista alle gare FIDAL, ma mai ai master. Lo conoscevo, diciamo, per quello che era il grande movimento che girava intorno, per sentito dire, ma vivere questa atmosfera, cioè vedere giù questi atleti che si confrontano e dicono: oh, ma quel salto lì non ho trovato il salto, devo riprovarci, non ho più trovato le sensazioni. Cioè c'è l'agonismo, quello vero, quello che piace, e questo secondo me è da apprezzare, anzi quasi da studiare forse. Tu vieni dall'agonismo ancora di quello di alto livello. Prima abbiamo intervistato un certo Giuseppe, che non mi viene più il nome, Giuseppe Rovelli, che è l'atleta, il decano, diciamo, di questi atleti sì, master, l'ho 96 conosciuto. anni, l'hai conosciuto? 96 anni, 96 anni fra un mese. Uno spirito da ragazzino, perché lui si è emozionato parlando dei ragazzini della sua società. Ecco, qual è la differenza che tu trovi tra l'atleta del tuo livello, che possiamo ancora dire, ti consideriamo ancora un atleta, anzi speriamo che tu possa darci ancora qualche soddisfazione anche. Sicuro. e gli atleti, e questo spirito di Rovelli che dice: io faccio l'atletica perché conosco gente, ho dei rapporti personali con la gente, e penso che questo però valga anche per voi. Ecco. Però lui dice: il risultato passa in secondo piano, insomma, ecco. Ma A parte che a 96 anni mi pare anche giusto che passi in secondo piano. penso che sia anche il tempo di farlo, anche se oggi si lamentava un po' che non è riuscito a lanciare il martello come sperava, e io dico: ma cioè, già averlo lanciato è un successo incredibile. Lui legge tranquillamente senza gli occhiali, cioè, sì, ho è detto, salito questa pedana qua che è di mezzo metro, quindi 90, insomma io. è un esempio per tutti noi. Io credo che lo spirito sia quello che accomuna tutta l'atletica a tutti i livelli. L'anno scorso su questo campo c'erano i cadetti, gli allievi, che iniziavano la loro esperienza nell'atletica, iniziavano a girare, a conoscere, a confrontarsi, a trovare nuovi amici, a fare nuove esperienze. E oggi qui ci sono i veterani, quelli che hanno un'esperienza lunghissima, magari hanno gareggiato. C'è gente come Carmelo Rado che ha passato tutti i vari livelli dell'atletica. Ma c'era Pagani, l'altro saltatore in alto che ancora si cimenta. Mi piace ricordare, ormai non c'è più, la Sandradini. Sandradini, adesso mi viene in mente Ottavio Missoni, che ci ha lasciati, ma però è stato un atleta, è stato un grandissimo atleta, e poi è rimasto nel mondo dell'atletica. Tanti mi chiedono: ma un domani, ma io non lo so se magari farò ancora il salto in alto, ma magari venire a lanciare il peso, potrebbe essere per ritrovare i vecchi amici, per ritrovare quello stimolo che ti fa stare in campo, quello stimolo che ti fa girare e andare a confrontarsi con i limiti che ogni anno cambiano, ogni giorno ovviamente non sono più quelli magari di quando eri ragazzino. Questo è lo spirito, secondo me, giusto. Poi c'è l'agonismo, perché io ho visto
ho visto ragazzi che ormai... Abbiamo visto anche delle gare sulla pista giocate all'ultimo metro con una, sì, insomma, una carica. nessuno lascia passare, qua ci sono... E quindi devo dire che questo movimento è il movimento che rappresenta un po'... Non so come la vedi te, ma sì. Amatori, master, gente matura, gente che ha professionisti, gente che è ben inserita nella società, potrebbero dare una grossa mano dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle idee, dal punto di vista dei contributi anche economici, perché no, all'atletica. Quindi l'atletica ha tutto l'interesse a portare avanti questa Assolutamente, attività. noi abbiamo un occhio di riguardo per questo settore, perché è un settore che è quello che fa andare avanti la macchina dell'atletica, che è una macchina fatta di tanti volontari, tanti appassionati, tanti amici di questo sport meraviglioso, e tutti questi appassionati che oggi sono qui a confrontarsi per le gare poi portano il loro contributo nell'organizzazione, nelle varie città dove vivono, e portano i ragazzi giovani a conoscere uno sport bellissimo come l'atletica leggera. Quindi una risorsa su cui assolutamente dobbiamo tenere un occhio di riguardo. Quindi siamo a fine stagione, quest'anno sono stati privilegiati i campionati di società anche per gli allievi, quindi avremo ancora qualche manifestazione di un certo interesse, perché ci sarà la finale oro del settore assoluto, la prossima settimana, ci sarà la finale oro del campionato allievi, e poi ci sarà la finale, ci sarà il campionato italiano cadetti, che questo è il serbatoio dal quale crescono, quindi dai master passiamo ai cadetti. Assolutamente, io credo che bisogna valorizzare, bisogna dare il giusto valore ai master, però senza mai dimenticarci che il futuro ovviamente è quello dei giovani, e noi dobbiamo essere tutti a disposizione, tutti con l'occhio puntato sulle nuove generazioni, che devo dire in Italia non mancano, anzi abbiamo dei numeri molto importanti che, nonostante negli ultimi anni qualcosa si è perso, secondo me nei prossimi 12 anni, per dare un termine così quadriennale, potrebbero darci grandi soddisfazioni. Bene, ti ringraziamo Alessandro, che è consigliere nazionale della FIDAL e non della FIDAS, come erroneamente appariva sulla sovrimpressione. C'è stato un quid pro quo con la regia, purtroppo. Consigliere nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ti facciamo tanti auguri per il tuo lavoro, anzi tanti auguri anche per il ritorno alle gare, che speriamo di vederti ancora, perché a me piaceva molto vederti saltare, tra l'altro. Grazie. Ecco, e l'appuntamento è per il prossimo anno, in pista però, questa volta. Ok, sicuramente. Grazie Vi ringrazio Alessandro. A voi. A presto. In bocca al lupo. Okay? Grazie, ciao, arrivederci. Andiamo a seguire questa ultima serie della 4x400 donne, con le formazioni di Acquadella Bologna in corsia 1, Vittorio Alfieri in 2, Liberta San Biagio in 3, sto sbagliando tutto, stavo leggendo il foglio della seconda serie. Abbiamo la Santa Monica Misano in corsia 1, Roma Atletica in 2, San Giovanni in 3, Visnova in 4, Giglio Rosso in 5, Pistoia in 6, New Food Verona in 7 e Giovanni Scavo 2000 in corsia 8. È l'ultima serie della 4x400 donne, dopodiché sarà possibile anche stirare la classifica appena sarà terminata la gara del giavellotto femminile. Qui siamo al terzo turno di lanci. A sigillo rosso mi sembra di vedere al comando, almeno dalla maglia, ma non vorrei sbagliare. Aspetto che passino presso nella zona sotto le tribune per una verifica. New Food in seconda posizione, numero 7. Allora, la formazione del Asse Giro Rosso al comando, davanti a Roma Atletica, poi con il numero 23 New Food in terza posizione, e sta partendo la terza frazione, la Asse Giro Rosso, che mette in campo nella terza frazione Daniela Aldrovandi, mentre la formazione della Roma Atletica ha in campo Sonia Trombetta.
ormai questa è molto più aperta la vittoria per questa serie. Ora insieme ci si confronta, ci si parla, ci si scambia le opinioni e si fanno delle amicizie. Questa è l'atletica in genere, ma soprattutto l'atletica amatoriale che stiamo vivendo in questa splendida 2 giorni di finale del campionato di società. Nella prima serie della 4x400 maschile avremo impegnate le formazioni dello Sport Club Merano con Filippo Lazzara, Konrad Geiser, Paul Zipperle e Rudolf Frey in corsia 2. In 3 la Trieste Atletica con Fulvio Derganz, Ruggero Pizzul, Giacomo Biavano e Dario Gasparo.
In corsia 4 ancora una formazione altoatesina sul Tirol Team Club con Dietmar Renner, Alexander Kruselburger, Roman Zublasing e Franco Cagliari. In corsia 5 la formazione della Quercia Trentingrana di Rovereto con Giuseppe Costanzo, Mariano Morandi, Luciano Moser e Paolo Cappuccini. In corsia 6 atletica ambrosiana con Matteo Schino, Antonio Lacapra, Franco Valsecchi e Averardo Dragoni. In 7 la formazione padovana della Virtus Este Valbona con Alessandro Bigliotto, Mauro Zandolin, Luigi Zerbetto e Dionigi Zoggia. In corsia 8 la formazione della silenzio sulle figure, parte da 4 per 400 uomini. Sono 10 giorni di partenza. Ai vostri posti. Giovanni della prima deve essere da 4 per 400 uomini. serie della 4x400. C'è un avvio molto veloce in corsia 8 ma altrettanto veloce in corsia 6 per l'Ambrosiana. Corsia 8 la formazione della Sigilio Rosso Firenze, che abbiamo visto trionfare nella serie numero 2. Assigli Rosso Firenze sempre al comando davanti all'atletica ambrosiana. Cambia per prima la formazione dell'Assigli Rosso, cambia anche Quercia Trentingrana, che nel frattempo si è portata al secondo posto. Assigli Rosso che mette in campo Stefano Ferrini, Quercia Trentingrana con Mariano Morandi. Assigli Rosso e Quercia Trentingrana, mentre c'è l'atletica ambrosiana che sta ritornando sulla formazione trentina. Atletica ambrosiana che ora si è portata in seconda posizione con Assigli Rosso sempre al comando, ma il vantaggio della formazione toscana si va riducendo sotto la spinta del portacolori dell'atletica ambrosiana Antonio Lacapra, che ora si è portato addirittura al comando. Quindi ambrosiana, Assigli Rosso che è stato nel frattempo raggiunto anche da Quercia Trentingrana, atletica ambrosiana con Franco Valsecchi, Quercia Trentingrana con Luciano Moser, Assigli Rosso con Fabio Rossi. Queste le tre formazioni che stanno guidando, con l'atletica ambrosiana che ha preso decisamente il largo in questa tra la seconda e la terza frazione. Ora è impegnato per la formazione milanese Franco Valsecchi ed ha aumentato sensibilmente il suo vantaggio, mentre sta recuperando Trieste Atletica, che finora non si era vista e si è portata ora in seconda posizione. Quindi ambrosiana, Trieste Atletica e poi Quercia Trentingrana. Ambrosiana che va all'ultimo cambio. Ambrosiana fa partire Averardo Dragoni per l'ultima frazione, mentre la formazione del Trieste Dario Gasparo c'è, e per la Quercia Trentingrana c'è Paolo Cappuccini.
Cambia ora la formazione dell'asse gigliorosso che mette in campo Roberto Frassoni. Ambrosiana con Roberto Frassoni che sta subendo il recupero di Dario Gasparo. Ambrosiana, Trieste Atletica, Quercia, Trentingrana. Dario Gasparo sta recuperando in maniera molto visibile. Sta recuperando Dario Gasparo ed ha raggiunto la formazione dell'Ambrosiana, passa la Trieste Atletica e va a vincere questa prima serie davanti ad Ambrosiana e poi Quercia Trentingrana. 4:04 e 17 il tempo ottenuto. Poi vediamo che c'è la lotta fra Meran e Südtirol, lotta fra corregionali, e vince Südtirol con Franco Cagliari, e poi arriva anche la formazione dell'asse gigliorosso e poi ecco l'arrivo della formazione padovana della Virtus Este Valbona. C'è la classifica finale del peso uomini che vede la vittoria di Luciano Occhialini della Quercia Trentingrana con 12,45, conquista i 100 punti davanti a Carlo Muletti, Atron Bastia e Antonio Maino della Virtus Castenedolo. Terminata la prima serie, siamo ormai alla fine anche per quanto riguarda il giavellotto femminile. È terminato infatti la gara del giavellotto e allora rimane solo praticamente la staffetta 4x400. Poi avremo tutte le premiazioni del campionato di società nazionale. È tornato con noi intanto Vito Vittorio, che è visibilmente soddisfatto di questa manifestazione che è andata in onda, di questa manifestazione della finale del campionato di società Master. Vediamo se ha voglia Vito di fare un piccolo bilancio di questa manifestazione. Eccolo qua con noi Vito Vittorio e gli chiediamo un bilancio di questa splendida manifestazione che, al di là della questione organizzativa, quello che abbiamo sottolineato anche prima con Alessandro Talotti e poi ancora prima con l'atleta decano Giuseppe Rovelli, è lo spirito che regna in queste gare master. Prima che tu lo intervistassi e lui si rammaricava che ad ogni gara, quindi un M95, quindi un splendido atleta, quasi 96 uno splendido atleta di 96 anni che si rammaricava perché ad ogni gara si accorge di perdere qualcosa. Ecco, questo credo che come dire semplifica molto bene qual è lo spirito di questa manifestazione. C'è uno spirito di atleti veri, di atleti che a prescindere dall'età hanno quella spinta, quella carica agonistica che fa della nostra atletica leggera lo sport più bello del mondo, che non è, come dire, dissimile, non è diverso da quello degli atleti della categoria assoluti, cioè la voglia comunque di dare il meglio di sé e di darlo in ogni condizione di tempo e, diciamolo, ad ogni età, perché, come dire, pensare che un
un signore, uno splendido atleta, nato il 23 novembre del 1918, 15 giorni dopo circa della proclamazione del bollettino della vittoria della prima guerra mondiale, sia qua oggi con la voglia di gareggiare e di misurarsi, credo che sia come dire, il ritratto più bello di questa manifestazione. Vito Vittorio, presidente del Comitato Provinciale di Venezia, della FIDAL, no, della FIDAS, della FIDAL. Intanto, scusami Vito, sta per partire la seconda serie della 4x400 con la formazione del Giovanni Scavo 2000 in corsia 2, la punta puntese di Catania in corsia 3, Atletica Pistoia in 4, Runners Club Milano in corsia 5, Voltan Tortellini Martellago in 6, Virtus Castenedolo in corsia 7 e Cus Palermo in corsia 8. È la seconda serie, poi ne seguirà una terza dove teoricamente ci sono i migliori tempi. Abbiamo Virtus Castenedolo che non fa calcoli e se ne va velocissima in corsia 7, nettamente al comando con Angelo Bonzi, classe 1969. Virtus Castenedolo, poi al secondo posto in corsia 6 c'è la formazione della Tortellini Voltan di Martellago, società veneziana che Vittorio conosce molto bene. Ora Virtus Castenedolo al comando, cambia per prima, cambia Tortellini Voltan e poi c'è la formazione del Road Runners Club di Milano in terza posizione. Va aumentando il vantaggio dei bresciani della Virtus Castenedolo. Mentre lotta aperta per la seconda posizione tra Voltan Martellago, Tortellini Voltan Martellago e Road Runners Club di Milano, che ora si sono portati al secondo posto. Sempre al comando Virtus Castenedolo, un vantaggio che ormai è nell'ordine dei 60 metri, quindi no, si sa che è sempre colmabile in queste manifestazioni. Castenedolo che cambia per primo, poi in seconda posizione mi pare si sia portata la formazione catanese, se non ho visto male. Castenedolo che continua a macinare al comando con un vantaggio che rimane immutato, non è per la verità aumentato. Al terzo posto c'è sempre la formazione della Runners Club Milano. Siamo al termine della terza frazione con Castenedolo che ha preso il comando delle operazioni fin dalla prima frazione e non è intenzionata a cedere il passo. Al secondo posto c'è la formazione Giovanni Scavo 2000 di Roma in seconda posizione e poi con il numero 11 Runners Club Milano, Giovanni Scavo quindi in seconda posizione, ma ormai si è involata la formazione del Castenedolo che ha messo in campo Francesco D'Agostino, che mi sembra tenere un passo che difficilmente andrà in grande crisi, sicuramente calerà nel finale, ma molto bene si sta comportando anche la formazione Giovanni Scavo che ora ha in campo Michele Cavallari, una struttura considerevole questa dell'atleta romano, ma ecco l'arrivo della Virtus Castenedolo. Siamo a 3:41 in questo momento, sicuramente scenderanno al di sotto dei 4 minuti. Virtus Castenedolo che si era presentato con 4:01,64 e va a cogliere una vittoria con 3:52,16. Poi eccole arrivare Giovanni Scavo 2000 di Roma, arriva anche l'Ambrosiana di Milano e poi con numero 6 vediamo arrivare anche i siciliani della Puntese
che vengono però superati dall'Atletica Pistoia proprio sul finale. Vito, un bilancio di questa manifestazione? Bilancio assolutamente positivo per quella che è la risposta che la federazione dà a questa categoria master, proprio per le cose che ho detto prima, cioè questi sono atleti che possono dare anche sul piano dell'esempio e dell'emulazione ancora molto all'atletica. Assolutamente un bilancio positivo per quello che è, come dire, l'ospitalità e la risposta che la città di Jesolo continua a dare, ma questo, come dire, lo abbiamo in qualche modo sperimentato anche con manifestazioni di altro livello e in altre occasioni. Di alto e di altro livello. Di alto e di altro in altre occasioni. Una collaborazione, quella tra la nostra federazione e la città di Jesolo, che sicuramente continuerà e che, come dire, con molta probabilità, direi quasi certamente, porterà l'anno prossimo ad ospitare un'altra manifestazione di livello nazionale. Una soddisfazione anche per quello che è, come dire, la risposta che tutto lo staff organizzativo, che la locale società di atletica leggera, Atletica Jesolo Turismo, ha dato sul piano della collaborazione, una collaborazione e una disponibilità che ormai sta quasi diventando storica qui a Jesolo. Per cui credo che di questa manifestazione si possa trarre un bilancio positivo e si possa augurarci ormai di ritrovarci in modo, come dire, altrettanto felice, altrettanto positivamente nei prossimi anni. Bene, di progetti futuri ne abbiamo già parlato, quindi io direi che non ci resta che ringraziare te e il tuo staff. Vorrei ricordare anche il vicepresidente della FIDAL, che anche lui è impegnato nell'organizzazione di questa manifestazione, Gilberto Sartorato. Beh, lo staff è come dire, uno staff ampio, competente e direi quasi ormai collaudato. E con molti giovani direi dentro. Perché... escluso me, sono tutti giovani, esatto. Per cui questo fa Pietro ben sperare Bernardoni, per il futuro. C'è Michele Stellon che sì, sta Michele facendo lo Stellon speaker. Che da 2 giorni continua a fare lo speaker, credo, con entusiasmo e con, come dire, dando e restituendo tutto quello che gli atleti danno anche al pubblico, e tutti quelli che poi in qualche modo lavorano dietro alle quinte, Galdino Minotto, che è fiduciario del gruppo giudici di gara, ma che è uno splendido e uno straordinario coordinatore di tutte le attività organizzative di gestione del campo, per cui credo che poi fare i nomi significa dimenticarne qualcuno, ma tutti quanti lavorano e credo danno il massimo in questa così come in tutte le altre. Allora noi non ci resta che ringraziarti per quanto ci hai proposto anche quest'anno e siamo fiduciosi che nel prossimo anno saremo sicuramente all'altezza della situazione, come siamo stati all'altezza in questi ultimi anni. Grazie Vito, e penso che adesso sarai della partita per quanto riguarda le premiazioni della squadra, quindi ti lasciamo andare.